arrotondo un po'. Oh Gigi, Ma se tu vuoi sei un cerbiatto, lo so. Ma come fa? oh Gigi, Dimmelo tu. oh Gigi, Col tuo pallone a volare lassù. Tutta la tua classe punta su di te. Nella squadra tu sei grande re. campione. La tua città ti chiama già Gigi, la trottola. È vero che la Ciccio Club è affetta da pareggite, ben 13 pareggi come i Monsters, ma punticino punticino, Perna ha guadagnato 2 posizioni, passando dal settimo al quinto posto in un mese. Alla 26esima guadagna il primo punto grazie ad uno scialbo 0-0 contro una Galaxy col senza voto, appena 51,5 totalizzati e 3 gol subiti da Buffon. Alla 27esima vince 1-0 contro la New Team, ma non convince per niente, avrebbe potuto fare molto meglio. Ma altri 3 gol subiti da Buffon e l'espulsione dello sciagurato Camoranesi non gli hanno concesso di arrotondare il punteggio. Alla 28esima compensa un senza voto con l'ingresso di Martinez, 6,5 più gol, e pareggia 1-1 contro Sballetto, ma come accenneremo tra poco è stato un pareggio contestatissimo. Alla 29esima ancora Martinez, 6,5 più gol, subentra a Jeddah, ma è di nuovo 0-0, stavolta contro la Sakurambo. Incredibilmente quello che quest'anno doveva essere un punto di forza, Buffon, è stato in questo mese quello più fragile. In ogni caso Mr. Perna combatte ancora su più fronti, Ibrahimovic guida ancora i cannonieri e 5 punti dal podio non sono poi così irrecuperabili. Non vogliamo dilungarci troppo sul caso sollevato dal signor Perna alla 28esima giornata, fin troppe parole superflue sono state già spese. Ci sentiamo solamente di dire però che il signor Perna ha un po' esagerato nella protesta, e dopo che la questione gli era stata chiarita e spiegata dalla direzione e da altri partecipanti, è stato prima deriso bonariamente, poi, vista la sua incredibile insistenza, è volata anche qualche parola grossa. La speranza è che il signor Perna si cuocia nella sua acqua, come si dice a Napoli, e ritiri le dimissioni per la prossima stagione. In fondo è soltanto un gioco. Chi siano non lo so, gli strani ometti blu sono alti su per giù, 2 mele poco più. Noi puffi siamo così, noi siamo puffi blu, puffiamo su per giù, 2 mele poco più. Vivono via da qui, nell'incantata città, riparata dalla selva, dal deserto, dai monti e dal mare. Barcamenante tra il quinto e il sesto posto, la Sballetto non ha mai vinto nel mese di aprile. L'ultima vittoria risale infatti a fine marzo. 2 sconfitte e 2 pareggi hanno forse definitivamente affievolito le speranze di podio. Perde 1-0 alla 26esima contro la New Team, mettendo in cattiva luce 2 pessimi elementi come McGnee e Melberg, 4,5 per entrambi. 1-1 alla 27esima per effetto del gol di Seedorf contro una Mandraghe pasticciona. 1-1 alla 28esima nel contestatissimo pareggio contro la Ciccio con il primo gol di Lazzari e ancora un 4,5, questa volta al disgraziato Poulsen. Secco 2-0 invece alla 29esima nella sfida contro la KKC dell'ex Cassano, puntualmente in rete come da storica tradizione dell'ex, ed un'altra volta 4 a McGnee, che i sorrentini si ostinano ad utilizzare. C'è poco altro da dire del puffo fattomane, una cosa è certa però, da quando non ci sono più Milito e Mutu, gli ultimi 3 punti a biancoverdi li hanno ottenuti infatti con loro in campo, la Sballetto è tornata sulla terra diventando una mediocre squadretta di centro classifica. Il Real Zazà con 9 punti in 4 incontri è passato dal 9° al 7° posto, in una posizione che dovrebbe tenerlo al riparo da brutte sorprese. Vedere retrocedere la squadra che ha comandato negli ultimi 2 anni sarebbe davvero brutto. La 26esima batte 3-1 l'Alvaruccio con le doppiette di Totti su rigore e Palombo su punizione. Il punteggio sarebbe stato ancora più largo se avesse schierato Pellissier, autore di una tripletta, al posto di Floro Flores. Al 27esimo tocca a Pellissier fare il titolare, ma è Floro Flores lasciato in panchina a realizzare una doppietta.
Hamsik e Panucci 4 a tutte e due, inguaiano l'ispettore, che nonostante il rigore parato da Andanovic e la rete di Del Piero, va in confusione e perde un match fondamentale contro i Monsters per 1-0, che non vincevano addirittura dal remoto 7 dicembre 2008. Alla 28esima Scognamiglio, ormai smarrito, cambia ancora e schiera di nuovo Floro titolare. Stavolta però la debandata è dalla sua, perché Pellissier 8 più doppietta entra al posto dell'Udinese senza voto e regala i 3 punti a Zazà, che vince con un bel 3-2 contro l'Eccezionale. Seconda doppietta consecutiva per Totti e secondo voto imbarazzante per Hamsik, 4,5. Alla 29esima infine vince facile contro una squadra che quest'anno gli ha dato tutti i 9 punti in palio, 1-0 contro la Mandrake e gol di Del Piero e Pellissier in un periodo di forma smagliante. È il miglior attaccante infatti dell'ultimo mese. Migliori in assoluto in questa fase sono anche Andanovic e da quando gioca più avanzato anche Vargas, che proprio non si capisce per quale motivo il signor Scognamiglio continui a non mettere in campo. Ormai questo campionato non ha più nulla da dire per i giallorossi, ma è giusto che impegno e serietà, anche in mancanza di tempo, caratterizzino l'operato del Real Zazà fino alla fine. A buon intenditor poche parole. Solo 2 punti ha dato questo mese di aprile alla Mandrake, a cui manca la vittoria da fine marzo. Alla 26esima Chiellini, Maccarone e Cavani permettono al Mago di fare finalmente punti contro l'Eccezionale, 2-2 scoppiettante e fiducia nei propri mezzi in aumento. Alla 27esima ancora 3 reti, Cavani sempre in rete contro Sorrentino su 3 incontri, Caserta e De Rossi, ma è solo 1-1 contro Sballetto. Ricci deve maledire Brienza, 4 e il rigore sbagliato, che come da ferrea tradizione mandrachiana verrà messo puntualmente in tribuna la domenica successiva. Chi sbaglia paga, questo è il motto di Mister Ricci. Non aveva fatto i conti però Mister Ricci con l'area primaverile, che anziché galvanizzare i suoi, ha addormentato la sua mente. Alla 28esima infatti mette in campo una formazione ridicola, con calciatori squalificati o non più in rosa. Perde meritatamente contro la Punta Quinte dopo aver chiamato in direzione ad appena 5 minuti dal limite massimo e con una voce tremula ed affannata. La stampa rosa già si è sbizzarrita su una probabile relazione infuocata tra il mago ed una donna del suo staff, più giovane di lui. Alla 29esima il rincoglionimento continua, perde 1-0 contro Zazà, ancora in campo Sardo, calciatore ceduto a gennaio, ma la cosa clamorosa e mai successa, specie con le nuove regole di quest'anno, è stata quella di vedere un senza voto in porta, dove Mister Ricci è stato capace di schierare ben 3 portieri che si sapeva non dovessero giocare. L'amore che ti fa, Un mese fa Ricci era da appena 2 punti dal terzo, ora ne dista ben 7, e se all'epoca poteva coltivare sogni di grandezza, ora farebbe bene a guardarsi le spalle. Wow, 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 wow.